Un derby che si aspettava da oltre 10 anni, molto sentito dalle due città. C'era un po' di preoccupazione che non veniva espressa ed esternata magari a gran voce, ma che però si palpava, insomma, si capiva. Nonostante un po' di tensione palpabile, tutto è filato liscio durante il derby che si è disputato martedì allo Stadio Penzo tra i padroni di casa e il Padova e che ha visto la vittoria di quest'ultima 1-3. All'indomani il questore di Venezia ha voluto evidenziare questo aspetto. È chiaro che è importante il ruolo delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, ma anche fondamentale la collaborazione del Comune con la CTV, che è stata fondamentale per il trasporto dei tifosi. Il merito ovviamente va anche ai tifosi. Anche i tifosi devo dire che hanno fatto positivamente la loro parte, e questo è importante sottolinearlo perché non sempre avviene. Ma se la collaborazione a 360 gradi è motivo di orgoglio per il questore, diversa è la sua posizione dopo l'uscita della classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, che vede Venezia al 62esimo posto e al 75esimo nel settore criminalità. Ritengo che il fare una statistica confrontando il numero dei reati quali borseggi e il numero degli abitanti, dei residenti di una città non sia corretto. Il borseggio è il tipico reato che colpisce il turista perché è quello più fragile, che è in vacanza, e credo che Venezia in questo, se andiamo a fare la proporzione tra il numero dei reati e il numero dei residenti, è chiaro che sarà sempre svantaggiata rispetto ad altre grandi realtà.